Queste e le discendenze di Aaron e di Mosè, quando il Signore i fevelà a Mosè sulla monte dal Sinai. Questi sono i nomi dei figli di Aaron: Nadab, il primo, Abiu, Eleazar e Itamar. Questi sono i nomi dei figli di Aaron che furono consacrati come predis per funzionare. Nadab e Abiu a morire denanti al Signore, biel che gli offrivano al Signore un fu che non leve dal deserto dal Sinai. Non avevano figli, e Eleazar e Itamar a funzionare in presenza di Aaron loro pari. Il Signore i fevelà a Mosè e gli disse: clame donge la tribù di Levi e presentie al predi Aaron perché lo servissi. Attigneranno conto di tutto ciò che gli è stato dato in consegna a lui e a tutta la comunità denante tende de convigne e a lavoreranno dal santuario. Avranno in consegna tutto il fornimento de tende de convigne e tutto ciò che riguarda i figli di Israele e il servizi dal santuario. Tu daras i levis a Aaron e ai suoi figli, e saranno dati a lui de parte dai figli di Israele. Tu daras a Aaron e ai suoi figli l'incarico di provvedere alle funzioni dal loro sacerdoci, che si svicinerà senza essi addetto al sarà copato. Il Signore i fevelà a Mosè e disse: Ve, o hai scelto i levis fra mies dai figli di Israele, impen di ogni prim figlio dai israelis, cal viers la natura. I levis saranno miei, perché ogni prim figlio allegnò. Quando io offruciai 12 prins figli de tiere dall'Egitto, mi tignì per me in Israele 12 prins nasus dai oms e dai nemai, a saranno miei. Io o so il Signore. Il Signore i fevelà a Mosè dal deserto dal Sinai e gli disse: Fassi il cens dai figli di Levi, secondo la fame dai loro vons e gli loro gernassis. Tu has di far il cens di 12 maschios di un mese in su. Mosè, al fare il cens, dà l'ordine dal Signore, come che gli era stato comandato di fare. Questi sono i figli di Levi, secondo i loro nomi: Gerson, Keat e Merari. Questi sono i nomi dei figli di Gerson, secondo i loro gernassis: Libni e Simei. I figli di Keat, secondo i loro gernassis: Amram, Isear, Ebron e Uziel. I figli di Merari, secondo i loro gernassis: Macli e Musi. Questi sono i gernassis dai Levis, da des fameis da lor vons. Di Gerson e diven la gernassia di Libni e la gernassia di Simei. Quest è il nome des gernassis di Gerson. Che fuori insegnas, contando 12 maschios di un mese in su, a fuori 7.500. Gli gernassis di Gerson avevano il campamento da dal santuario a Sorelia Mont. Il sorestante famè dai figli di Gerson, Aliere, Eliasaf, figlio di Lael. Te tende de convigne, i figli di Gerson avevano di tignì in consegna il santuario e la tende, il suo cuvier, il teldon biel gli entrande tende de convigne, gli stendis dal sagrato e la tendine dal vel te entrate dal sagrato,
calè torator dal santuari e dall'altare, e li sguardis di tut l'implant. Di Cheat e diven la gernassie di Amram, la gernassie di Isear, la gernassie di Hebron e la gernassie di Uziel. Questis son lis gernassis di Cheat. Contant 12 maschios di un mese in su, aieren 2600 e avevin in consegna il santuari. Lis fameis dai figli di Cheat avevin il campamento a misdì dal santuari. Il sorestant de famee dai figli di Cheat aliere Elisafan, figlio di Uziel. Avevin in consegna l'arce, la taule, il chandelier, gli altars e il fornimento dal santuari per funzioni, il vel e tutto il suo accompagnamento. Il sorestant in teste dai figli di Levi aliere Eleazar, il figlio del predi Aaron. Alveve di rispondi di ducchei che avevano in consegna il santuari. Di Merari e diven la gernassie di Macli e la gernassie di Musi. Quest è il nome des gernassis di Merari. Che for insegnas, contant 12 maschios di un mese in su, a forin 6.200. Il sorestant de famee dai figli di Merari, aliere Suriel, figlio di Abicail. Avevin il campamento a miegegnot dal santuari. I figli di Merari avevano in consegna gli lastris dal santuari, gli stangis, gli colonis, i ciocui, tutti i forniments e tutto l'implant, gli colonis dal curtil dall'intor, i basaments, i piquets e gli sguardis. Denan dal santuari, de bande de Evade, in face de tende de convigne, avevano il campamento Mosè, Aaron e i suoi figli. Avevano in consegna il santuari par con dai figli di Israele. Quel che si svicinava senza essi adet, aveva di essi copat. Tutti le vis che Mosè e Aaron a faseren il cens, par ordine dal Signor, secondo lis lor gernassis, tutti maschios di un mese in su, a foren vince 2000. Il Signor gli disse a Mosè, fas il cens di tutti prins maschios fra mies dai figli di Israele, di un mese in su, e fas il cens dai lor noms. I levis tu mai tignaras par me, io o so il Signor, impegn di tutti prins figli da Israelis e il bestiam dai levis, impegn dai prins nasus dal bestiam da Israelis. Mosè, al fase il cens di tutti prins figli da Israelis, da ur che aveva ordinato il Signor. Tutti prins figli maschios che for insegnas, con tanti noms dal mese in su, a forin vince 2273. Il Signor i fevela a Mosè e disse, ciol i levis impegn di duci prins figli da Israelis, e il bestiam dai levis impegn dai lor bestiam. I levis a son miei, io o so il Signor. Per riscattare che i 273 prins figli da Israelis capassin il numero dai levis, tu tiraràs 5 ciclos per om. Tu io tiraràs secondo il ciclo dal santuari, che l'è di vinc gera. Tu daràs i bes a Aaron e ai suoi figli, per riscat di che capassin il numero dai levis. Mosè al tirai bes per riscat di che passavano il numero dei prins figli sfranceas dai levis. Al tirai bes dei prins figli da Israelis, 1365 ciclos,
secondo il ciclo del santuario. Mosè i consegnai i bes dal riscat a Aaron e ai suoi figli, secondo la parola del Signore, come che il Signore i aveva ordinato a Mosè.